Buongiorno in diretta da Focus TG, tanta cronaca anche in questa edizione. Andiamo in diretta a Pieve del Grappa perché 3 ladri sono stati arrestati in flagrante mentre portavano via rubinetterie all'interno di un ex convento. Sentiamo in diretta Vanessa Banzato. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore, tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio la casa Mater Ecclesiae delle suore francescane elisabettine, dove l'altro giorno 3 persone sono state notate all'interno della struttura. Pensate che erano riuscite a rubare dei sanitari, materiale del bagno per 400 kg, un valore importante. Fortunatamente pare sia stato il custode ad accorgersi che qualcosa non andava, che c'erano delle presenze all'interno della struttura. Una struttura, vogliamo ricordarlo, abbandonata, chiusa dal 2007, quindi sono quasi 20 anni che la struttura è stata totalmente abbandonata. Una struttura che soprattutto per le persone over 50 del territorio era un importante punto di riferimento per i ritiri spirituali. Si facevano all'interno tutti i vari corsi prematrimoniali. Era una struttura frequentatissima fino a una trentina d'anni fa. Poi si vede anche a causa della carenza di vocazioni, quindi mancavano le suore ed è stata chiusa. Un punto di riferimento per tutto il territorio. I ladri, abbiamo sentito anche la sindaca telefonicamente, la sindaca Annalisa Rampin, molto probabilmente hanno agito su commissione, perché insomma non sono stati asportati, come dicevo, soltanto dei sanitari, rubinetteria, quindi materiale per il bagno, che senza ombra di dubbio sarebbero stati poi rivenduti. In manette sono finite 3 persone di 23, 29 e 34 anni, tutte persone residenti nel Monte Bellunese e ben note agli archivi di polizia. La refurtiva è stata interamente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari. Al momento bocche cucite da parte delle suore che gestiscono la struttura. Abbiamo anche sentito a Padova, i colleghi hanno sentito anche a Padova, appunto alla casa madre, ma bocche cucite, nessuno vuole rilasciare nulla, e quindi al momento stiamo aspettando di capire, di avere ulteriori particolari, ulteriori dettagli per contestualizzare meglio questo colpo, che fortunatamente grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri è stato sventato. Per il momento, direttore, da Fietta di Pieve del Grappa è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato e al nostro operatore Edoardo Paris. Ancora furti all'ordine del giorno, guardiamo la prima pagina del Mattino di Padova, faccia a faccia con i malviventi, li sorprende davanti alla sua abitazione, viene schiaffeggiato. È successo a Campretto, 3 banditi incappucciati hanno razziato oro e ricordi. La vittima, 71 anni, ha tentato di fermarli, uno di loro ha detto aveva un cacciavite. E i ladri anche d'auto sono stati colti in flagrante dopo un furto in pieno centro a Padova. Sono stati arrestati 2 pregiudicati, uno dovrà lasciare il nostro paese. Sono finiti in manette dopo essere stati colti in flagrante a seguito di un furto su un'auto in pieno centro a Padova. A finire nei guai un 34enne di origine marocchina e un 47enne italiano, entrambi senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali a loro carico. Il blitz è scattato in via Scrovegni, dove 2 studenti universitari avevano segnalato il furto dei propri zaini dall'auto parcheggiata. Grazie alla localizzazione dei dispositivi elettronici rubati e alle immagini di videosorveglianza, la polizia ha individuato i sospettati in via Gozzi, mentre cercavano di nascondere la refurtiva tra la vegetazione. All'interno degli zaini sono stati trovati un tablet, un computer, cuffie, occhiali e chiavi, tutto riconosciuto dalle vittime. Le prove raccolte hanno permesso l'arresto dei 2 per furto aggravato in concorso. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia di Padova. Il 34enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato inoltre destinatario di un ordine di espulsione firmato dal questore Marco Odorisio, che ne dispone l'allontanamento definitivo dall'Italia entro 7 giorni. Servizio di Marta Zatta, restiamo a Padova. Lei aveva il ruolo di autista e di cassiera, lui di spaccio al minuto. La polizia ha fermato questa coppia di spacciatori durante una consegna a domicilio a Massanzago.
Gestivano un'attività di spaccio di cocaina ben avviato la coppia, marito e moglie di origine marocchina, fermata dalla polizia a Massanzago. Il blitz al termine di un'operazione nata dall'inseguimento dell'auto intercettata nel comune dell'Alta Padovana proprio mentre il marito, 30 anni e una condanna alle spalle per spaccio di stupefacenti, era appena sceso per consegnare una dose di cocaina in cambio di 70 euro a un trentenne italiano. Ad attenderlo nel veicolo con la funzione di autista e cassiera c'era la moglie di 28 anni che nascondeva 3.200 euro in contanti. Gli agenti hanno fermato sia la coppia che l'acquirente, che ha ammesso di servirsi dai due da circa un mese. Durante la successiva perquisizione nella casa della coppia in un comune del Veneziano sono stati trovati e sequestrati 4 sacchetti di nylon con all'interno 3,5 di cocaina e altri 2.500 euro in contanti. Per il trentenne scattato l'arresto, convalidato dal GIP del Tribunale di Padova, la moglie è stata invece denunciata. Servizio di Chiara Gaiani, oggi in regia Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Andiamo avanti sempre con la cronaca, passiamo al Trevigiano con le baby gang, i reati tra i minori, il disagio giovanile. Il sindaco di Sessalto ha scritto al ministro dell'istruzione Valditara: serve potenziare l'educazione civica nelle scuole primarie, è la base dell'integrazione. Intanto questa mattina i bambini in piazza hanno intonato i cori alpini e l'inno d'Italia. La soluzione è quella di potenziare le lezioni di educazione civica presso i nostri istituti scolastici. Questo è fondamentale, è un messaggio che mandiamo al Ministero. Si crea l'educazione, la cultura l'educazione e si comincia qui a integrare tutti i nostri cittadini. Chi non capisce che l'integrazione deve essere governata ed è una nostra potenzialità, credo sia rimasto all'Ottocento. Potenziare l'educazione civica partendo dalla scuola primaria è una richiesta semplice ma precisa, quella che parte da Cessalto nel giorno in cui gli alunni delle classi quinte, accanto a penne nere, volontari di protezione civile, forze dell'ordine, hanno reso omaggio ai caduti della Prima Guerra Mondiale intonando non solo l'inno d'Italia ma anche i cori della tradizione alpina. Noi avevamo bambini somali, greci, nigeriani, albanesi, rumeni, avevamo di tutto ed è questo che è bello della scuola italiana, sa accogliere tutto, ma dobbiamo ogni giorno fare in modo che l'unità ci sia realmente. L'unità si crea con anche iniziative di questo genere. Integrare quindi l'unico strumento per affrontare anche il nodo delle seconde generazioni, il disagio giovanile, le baby gang, fenomeni in espansione con la marca trevigiana Maglia Nera in Italia per incidenza di reati commessi da minori. È gravissimo soprattutto in provincia di Treviso, però dobbiamo combatterlo e dobbiamo trovare soluzioni. Nel piccolo noi abbiamo trovato la nostra soluzione. Scriverà il ministro? Sì, assolutamente, gli farò presente questa nostra esperienza. L'educazione civica va, a mio parere, va potenziata, va resa possibile a tutti i ragazzi, naturalmente a partire dalle scuole. Il rispetto reciproco, il rispetto per la comunità, il rispetto di se stessi e il rispetto naturalmente del bene comune. La lettera al ministro Valditara sarà scritta e inviata nelle prossime ore. Quello di Cessalto, confidano dall'amministrazione, potrebbe diventare un modello. Dietro al ponte un cimitero, di noi soldati. Tapu, 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 tapu. E bisogna proprio incominciare dai giovanissimi per diffondere i valori della lealtà, della tolleranza e anche della non violenza, proprio per evitare che poi ci siano rigurgiti di violenza, soprattutto tra ragazzi, tantissimi episodi purtroppo tra ragazzi ventenni. E questo fenomeno delle baby gang e dei Maranza, che anche nel Vicentino, arriva sul tavolo del ministro Piantedosi. Sentiamo.
Baby gang e Maranza al centro delle cronache locali. Quotidiani gli episodi di violenza che si registrano nel Vicentino, a Vicenza capoluogo, così come negli ultimi tempi gruppi di minori si sono resi protagonisti di risse aggressioni registrate a Pieve del Grappa, a Bassano, a Romano de Zelino, episodi di violenza ai danni di coetanei che spesso si consumano nei pressi degli istituti scolastici, dei giardini pubblici o in altri luoghi di aggregazione. Un fenomeno allarmante anche per il nostro territorio, su cui interviene il senatore vicentino di Forza Italia Pierantonio Zanettin, scrivendo al ministro dell'Interno affinché si adottino soluzioni per contenere il problema. Oggi ho presentato un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell'Interno Piantedosi, dopo aver letto i più recenti fatti di cronaca e queste aggressioni continue da parte di Baby Gang e Maranza ai danni di studenti della nostra città. Sono episodi intollerabili che devono essere repressi in modo energico. Più soluzioni da predisporre, oltre al sostegno per coloro che arrivano da contesti familiari problematici, a soluzioni innovative da mettere in campo sia sul piano operativo del presidio del territorio sia sul piano legislativo. Credo sia necessario partire da un maggiore controllo del territorio attraverso sicuramente la diffusione di telecamere di sorveglianza, ma devono essere anche previste soluzioni innovative. Penso anche all'utilizzo dell'intelligenza artificiale predittiva, che consente attraverso degli strumenti molto sofisticati di prevenire i reati ancor prima che vengano effettuati. E sono dei giovani protagonisti di un'aggressione, di uno scontro che è finito a coltellate, con un ragazzo rimasto gravemente ferito e l'aggressore accusato di tentato omicidio, sembra per una questione di rivalità in amore. Andiamo in diretta a Treville da Christian Arboit. A te, Christian. Buongiorno direttore, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Siamo in via Tevere tra Treville e Poisolo, territorio comunale di Castelfranco Veneto. Via Tevere che è scossa dopo quanto accaduto ieri nel pomeriggio, a metà pomeriggio alle 17, era già scuro. Questo accoltellamento tra due 24enni, uno di origine nigeriana, l'altro di origine marocchina. Il ragazzo 24enne nigeriano che sta in questa casa che vedete appunto inquadrata in questo momento da Nicoletta Rizzetto, all'altezza dei binari della ferrovia. C'è il passaggio a livello, è una zona particolarmente nota e anche trafficata qui a Castelfranco Veneto. Che cos'è successo alle 17? I due ragazzi, i due 24enni, si sono dati appuntamento, pare in strada, qui poco distante. Non so se Nicoletta può mostrare proprio la via. Ecco, i due contendenti, perché di questo si tratta, visto che alla base ci sarebbe una vicenda amorosa, si sono dati appuntamento in strada, più o meno all'altezza di quella semicurva, almeno così parrebbe. Lì il regolamento di conti sentimentale, possiamo chiamarlo così. Fatto sta che a un certo punto il chiarimento, spunta un coltello con il 24enne nigeriano che accoltella il marocchino, il coetaneo marocchino, tra l'altro un suo amico. Si conoscevano a quanto pare molto bene. La prima coltellata al torace, la seconda molto profonda alla coscia, all'interno coscia. Molto sangue, viene perso a quanto pare molto sangue, ma i due, non si capisce come, questo è ancora al vaglio degli inquirenti, raggiungono la casa dell'aggressore. Qui parte l'allarme. Non si è ben capito chi è che ha lanciato l'allarme, se dei vicini di casa che hanno assistito alla scena o se la famiglia dell'aggressore che in quel momento si trovava in casa. Pochi istanti fa abbiamo anche parlato con il fratello dell'aggressore, che ci ha confermato appunto di essere il fratello dell'aggressore e che ieri sera si trovava in casa. Non ha voluto aggiungere altri dettagli, ma ha comunque risposto alle nostre domande. In casa ci dovrebbe essere anche la madre
Insomma, è una famiglia che non aveva mai dato problemi, appunto ieri sera questo episodio particolarmente grave, particolarmente cruento. Va detto che l'aggressore è stato immediatamente posto sotto fermo dai carabinieri, è stato portato in caserma e adesso è indagato per tentato omicidio. La vittima, questo marocchino, si trova al Cafoncello con delle ferite profonde, ma la prognosi pare adesso di 20 giorni, quindi è andata meglio del previsto dopo l'allarme rosso, il codice rosso di ieri sera, perché qui in zona è intervenuto anche l'elicottero del SUEM 118. Proprio per questo l'accusa potrebbe essere derubricata nelle prossime ore, quindi non più tentato omicidio ma lesioni gravissime. Staremo a vedere. Resta un fatto nella sua cruenza. Qui con me c'è Guido Rizzo, che è capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Castelfranco Veneto e che registra la preoccupazione della popolazione, lo shock per certi versi per un accoltellamento qui a poche decine di metri. Rizzo. Sì, assolutamente sì. La serata di ieri è stata, quando la notizia è arrivata, è stata importante, direi, per la comunità, perché non siamo abituati, non è abituata la comunità di Treville a fatti di questo tipo, non è abituata la nostra città. Un fatto cruente. Vanno ringraziate le forze dell'ordine, la compagnia dei carabinieri che si è attivata subito dopo la chiamata dei vicini, è intervenuta, ha sedato il fatto, un fatto, come hai giustamente detto tu Christian, futili motivi, e questo un po' la dice lunga, no? sul significato, no? Che sia un'aggressione, che sia un tentato omicidio, però si parla di futili motivi e sinceramente pensare che per futili motivi ci sia un ragazzo che rischia la vita e un altro ragazzo di 23 anni che comunque la rischia a sua volta rischiando anni di carcere piuttosto che una pena importante, ci deve far pensare. E credo che vada fatto un ragionamento importante anche dal punto di vista di come deve essere fatta la gestione, no, di certi casi di questo tipo, e spero, adesso le forze dell'ordine lo stanno portando alle autorità competenti, speriamo che ci sia una pena congrua, perché devono esserci anche degli esempi, poi non necessariamente devono essere delle pene estreme, visto che appunto il caso probabilmente è più piccolo di quello che si era pensato ieri sera, però dobbiamo lasciare l'idea che queste cose non vanno fatte. Perlomeno certe, insomma, siano certe, queste pene. Assolutamente. Grazie Guido Rizzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale qui a Castelfranco. Questo il quadro che possiamo fotografare. La Procura sta attendendo gli incartamenti da parte dei Carabinieri per poi procedere ufficialmente con le contestazioni, ma insomma il quadro è questo. L'arma del delitto è stata ritrovata all'interno di questa abitazione e il coltello è stato posto sotto sequestro. Sopralluoghi nella serata di ieri sono stati fatti un po' in tutta la zona, pare non ci siano altri soggetti coinvolti. La stessa famiglia dell'aggressore probabilmente ha dovuto far fronte ad una situazione molto più grande, insomma, e quindi abbiamo parlato con il fratello, c'è appunto la mamma, insomma sono tutti un po' sconvolti per quanto successo. Per il momento è tutto da Poisolo, Treville, Castelfranco Veneto con Nicoletta Rizzetto, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto a Cristian Arboet e Nicoletta Rizzetto. Adesso andiamo a Treviso perché sempre di sicurezza parliamo ed è al centro la sicurezza di uno scontro tra Fratelli d'Italia e la Lega. Ieri un comunicato dei meloniani che hanno difeso le posizioni di Fabio Crea, particolarmente duro nei confronti del sindaco Conte, e c'è stata l'ira della Lega e dal Carroccio è trapelata la decisione fuori dalla maggioranza, avanti senza di voi. Sentiamo. Fratelli d'Italia ha scelto Crea ed è fuori dalla maggioranza. La furia che trapela dalla Lega di Treviso in queste ore fa scoppiare la bomba a Cassugana. Meloniani fuori, i numeri per continuare a governare ci sono comunque. Per il Carroccio, Fratelli d'Italia ha scelto una sua strada e ne pagherà le conseguenze. Uno strappo che difficilmente verrà ricucito e che lascerà strascichi evidenti. Era inevitabile che lo psicodramma politico fra alleati si consumasse sul tema più delicato e quello maggiormente carico di scontri, la sicurezza. Andiamo con ordine.
Inaugurazione della sede elettorale di Claudio Borgia per le regionali. Non bastasse il botta e risposta sul futuro candidato sindaco per il 2028, la zona scelta, pieno quadrante di via Roma, ex zona rossa, dà il là per l'affondo dell'esponente meloniano, residente nell'area, da sempre più critico con la giunta di Mario Conte e sostenitore del ritorno del provvedimento che in estate aveva dato i suoi frutti. Continuano determinati fenomeni nel centro di Treviso e questo rende difficile e poco tollerabile ancora oggi la convivenza serena e civile dei commercianti e dei residenti, che, ripeto, non sono solamente gli adulti, ma sono anche bambini, sono anche donne che faticano, vi assicuro, a passeggiare in determinate ore del giorno e anche della sera in questa zona. I controlli non sono così efficaci come dovrebbero essere, come erano in epoca gentiliniana per esempio, dove i controlli erano fattivi, dove i controlli erano concreti. Parole che non sono piaciute, è un eufemismo a Conte e alla Lega, viste come l'ennesimo attacco. Si è attesa invano una presa di distanza del partito alleato. 24 ore dopo, invece, una nota ufficiale dei vertici cittadini dei meloniani è la goccia che fa traboccare il vaso. Fratelli d'Italia vuole continuare a sostenere ogni iniziativa volta a migliorare la sicurezza dei cittadini, anche valutando un ritorno alla zona rossa. Firmato la coordinatrice Marina Bonotto. Di più, comprendiamo perfettamente, continua Bonotto, la situazione che sta vivendo Fabio Crea, esasperato come tanti residenti di via Roma da una condizione che ormai da troppi anni si trascina, e siamo sicuri che non parli solo a titolo personale, ma come portavoce di un intero quartiere. E poco importa se nella stessa nota si puntualizzi che l'obiettivo deve essere quello di collaborare tutti insieme, in sinergia con la giunta del sindaco Conte. Con la difesa della posizione di Crea, per la Lega il dado è tratto e il Rubicone sta per essere attraversato. Ciò che trapela dal carroccio cittadino è chiaro. Le prese di posizione e le modalità di Crea mettono di fatto Fratelli fuori dalla maggioranza. I continui attacchi ormai rappresentano una costante nel suo agire quotidiano, palesemente fuori dalle dinamiche di rispetto della maggioranza. Fratelli d'Italia ha scelto Crea e non Conte. Il carroccio cittadino sarebbe già pronto alla purga, fuori i meloniani dalla maggioranza, assessori compresi, senza pericolo di crisi perché i numeri per andare avanti ci sono comunque. Un terremoto le cui scosse non sono probabilmente terminate. Servizio di Nicola Zanetti, vediamo ancora sul fronte della violenza un episodio grave a Venezia, nella zona nel sestiere di Castello. Una donna accoltellata, ferita alla gamba e soccorsa dai passanti. Sarebbe stata aggredita da un'altra donna, sta indagando la Guardia di Finanza. Poi ci collegheremo in diretta per avere altri dettagli con Eddie Kaliman. Adesso voltiamo pagina, andiamo a Vicenza perché lo shutdown negli Stati Uniti ha provocato grosse conseguenze su molti versanti, anche su quello del traffico aereo con centinaia di voli bloccati, ma anche nelle basi americane centinaia di dipendenti senza stipendio da mesi. Andiamo in diretta da Daniele Garbin perché potrebbero esserci delle novità. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo proprio di fronte alla Eder, la caserma storica di Vicenza. Anche qui, come anche l'altra del DIN, sono interessati soprattutto i lavoratori italiani a quello che la CNN ha annunciato, il raggiungimento di un accordo finalmente che potrebbe aver messo definitivamente fine a questo shutdown, il più lungo della storia americana, che ha impedito praticamente al governo di spendere e di finanziare una serie di spese previste, tra cui anche gli stipendi e nel nostro caso gli stipendi dei lavoratori italiani, una cosa che si è protratta nel tempo, una quarantina di giorni, un record proprio questo, e c'era già stato l'inizio proprio di una rete di solidarietà ai dipendenti. Con me il coordinatore di base dei lavoratori della Fisasca, Matteo Farleon. Buongiorno. Salve. Ecco, è un problema che insomma potrebbe essere risolto con questa buona notizia, perché significava a questo punto non avere i soldi. Ecco, come è stata accolta questa notizia, quanto è affidabile e soprattutto che aria si respira?
Allora, da parte sindacale siamo contenti, chiaramente. Al momento invitiamo però la prudenza perché dalle informazioni che abbiamo potuto anche noi leggere sui notiziari si è raggiunto al momento l'accordo all'interno del Senato, però questo accordo deve essere poi ratificato alle Camere e anche dal Presidente americano, quindi non ci aspettiamo uno sblocco degli stipendi ad oggi, ma dovrà seguire appunto l'iter congressuale, sperando che il testo venga approvato così come insomma si pensi. Sì, ricordiamo che qui a Vicenza, dicevamo, sono circa 800 dipendenti interessati alla shutdown. Quanti sono? Sì, i dipendenti diretti del comando sono 800, non tutti sono interessati allo shutdown perché dipende dal sistema di stanziamento dei fondi cosiddetti appropriati. Nostre stime sono circa 500-600. Bisognerà vedere appunto quanto a lungo ci sarà questo sblocco, perché da quello che sembra il tutto dovrebbe perdurare fino a fine di gennaio. Noi ci auguriamo che la questione si sblocchi in via definitiva e anche per il futuro che comunque la politica continui a lavorare, perché ci serve una clausola di salvaguardia per tutte le lavoratrici e lavoratori per non ritrovarsi al prossimo shutdown nella stessa situazione. Ecco, ricordiamo che in questa vicenda c'è stato un pressing anche al governo americano attraverso le istituzioni e è stata fatta non solo ai sindacati. Ricordiamo per esempio il senatore Pier Antonio Zanettin che ha presentato una mozione proprio di interessamento nei giorni scorsi al vice premier Tajani. Sentite cosa ci ha detto all'annuncio di questa notizia. C'è un barlume di speranza per i lavoratori italiani rimasti privi di stipendio a causa dello shutdown statunitense. Ieri il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che la Farnesina ha contattato l'ambasciata americana a Roma, la quale a sua volta ha riferito che Esercito e Aviazione USA stanno approfondendo con il Pentagono la possibilità di ricorrere a fondi propri per pagare anche i lavoratori italiani. Speriamo dunque che la questione possa risolversi a breve, altrimenti siamo pronti anche ad ulteriori iniziative a tutela dei nostri concittadini. Ecco, parliamo di cauto ottimismo, insomma, il senatore, vale anche per voi, come si state muovendo e soprattutto adesso cosa succederà? Sì, concordo anch'io sul cauto ottimismo. Adesso ci sono dei lavori a livello di congresso americano che sono già pianificati per le votazioni. Attendiamo di capire se si va in firma, in ratifica, così come l'accordo è stato proposto. Chiaramente da noi lo stato di agitazione locale e nazionale rimane, perché rimaniamo in attesa di capire gli sviluppi. Se la questione dovesse rimanere bloccata, nulla vieta da parte sindacale di procedere con le azioni di mobilitazione che riterremo più consone, anche dopo aver sentito i lavoratori a riguardo. Ecco, anche noi sicuramente seguiremo da vicino la vicenda. Intanto bocca al lupo, noi siamo vicini. Grazie anche a nome di tutti i lavoratori e lavoratrici della caserma. Grazie a voi. Allora da Vicenza è tutto, dalla Edere a voi la linea. Grazie a Daniele Garbini e a Federico Cibotto per la parte tecnica, e torniamo ai furti, perché non c'è tregua, furti, razzie dei ladri in tutta la provincia anche di Padova, in città, nel mirino dei malviventi, anche la sede dell'associazione Sport in Veneto che aiuta i ragazzi con disabilità. Ai microfoni di Marta Zatta e Sandro Ponchio, l'amarezza del presidente Massimo Barzon. Sì, ci troviamo a Montà, a Padova, e precisamente nella sede di Sport in Veneto, un'associazione che dal 2011 accoglie persone con disabilità. Ecco, nella notte tra sabato e domenica un atto vile ha colpito la sede di Sport in Veneto. Qui con me il presidente Massimo Barzon. Presidente, insomma, una spiacevolissima situazione. Sì, molto molto spiacevole, perché noi è la prima volta che si succede una cosa del genere. Noi lavoriamo per i nostri ragazzi, per cercare di fare inclusione, per cercare di attività sportive, per farli stare insieme nei momenti di divertimento, poi per fare un po' di cucina, però dopo ti trovi con queste situazioni dove una persona entra, ti metti tutto in subbuglio e c'è molta rabbia, molta tristezza per queste cose.
Ecco, sì, lo possiamo vedere, sono entrati, hanno forzato le porte e hanno portato via anche quei pochi soldi che a voi servivano. Certo, noi c'era pochi soldi, ma non è quello il problema, perché i soldi servivano più che altro, erano raccolti dai ragazzi tramite qualche banchetto, qualcosa che facevano, raccolti per comprarsi e farsi la spesa, per stare in compagnia e mangiare, cucinare insieme. Questo è una cosa veramente che fa tristezza. Con noi è anche la vicepresidente Boaretti. Vicepresidente, lei prima raccontava che appunto voi fate anche dei lavoretti, insomma fate qualsiasi cosa un po' per mantenere, anche per intrattenere i ragazzi, per educarli, per farli stare insieme. Ecco, adesso non ci sono neanche i soldi per prendere l'olio. Domani i nostri ragazzi dovevano trovarsi qui, ci troveremo lo stesso in Barba il Ladro. Però in genere loro mettono i loro 2 euro simbolici per fare la spesa, vanno qui a fianco, fanno la spesa e con 2 euro domani, 2 euro a testa, domani l'olio, ci serve l'olio, ci serve la pasta, il sugo, non bastano, ci servivano quei pochi soldi che erano di fondo cassa per poter fare la spesa per loro, insomma. E loro ci tengono tanto questa cosa di fare la spesa insieme, si fanno la loro lista, decidono quale corsia del supermercato, si dividono in piccole squadre, fanno la spesa. Ecco, io domani ai ragazzi dovrò dire: ragazzi, grazie dei vostri 2 euro, loro li mettono perché devono essere educati, che tutto non è, però non bastano. I ladri ci hanno rubato tutti i vostri soldini che erano qui, quelli che voi avete guadagnato facendo i banchetti, perché adesso sotto Natale faremo i banchetti. Il primo sarà il 29 di novembre e poi via via le domeniche, anzi i sabati. Ci troverete in Piazza delle Erbe, venite, comprate qualcosa dai nostri ragazzi perché loro ci tengono tanto, però per fare questa cosa noi mamme lavoriamo tanto per fare tutta questa roba che voi vedete, lavoriamo tanto e i ragazzi si prendono un bel po' di freddo a stare lì tutto il sabato. Ecco, e tutto quello che guadagnavano loro se lo spendevano in patatine, popcorn, Coca-Cola, pasta, pomodoro, olio, e adesso non c'è più. Ecco, quindi sì, un presidente, uno spiacevole inconveniente, però lo spirito dei ragazzi di certo non si ferma qui. No, assolutamente, i ragazzi hanno uno spirito sempre vincente e voglia di fare, sono grandiosi, ti danno tanta gioia. Logicamente quando sanno queste notizie ci stanno molto male, ci stanno male, perché anche mio figlio quando ho detto questa cosa è rimasto molto male e adesso ci vuole un po' di giorni per assorbire questa cosa. Ecco, quindi ovviamente adesso verrà presentata anche la denuncia, noi ovviamente seguiremo la vicenda. Per il momento da Montà è tutto, a voi la linea. Grazie molte, grazie a Marta Zatta dalla provincia di Padova. Adesso vediamo l'arresto di una delle titolari di un asilo privato di Cornedo Vicentino per presunti maltrattamenti nei confronti di alcuni piccoli ospiti della struttura. Percosse e maltrattamenti rivolti ai piccoli ospiti dell'asilo nido. Con questa accusa è finita ai domiciliari una delle titolari di un asilo nido privato del territorio di Cornedo Vicentino. L'indagine condotta dai carabinieri di Vicenza e coordinata dalla procura berica è nata a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano comportamenti violenti. I militari, dopo aver raccolto elementi necessari per accertare che l'indagata in alcune circostanze avrebbe messo in atto condotte maltrattanti consistite in percosse ai piccoli ospiti, in seguito a nuovi episodi sono intervenuti nella struttura, arrestando la donna in flagranza di ferita per l'ipotesi di reato di maltrattamenti in concorso. La donna è ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. Intanto a farsi portavoce dell'incredulità della comunità è il primo cittadino. Come persona, come padre e come rappresentante di questa comunità non posso che essere sgomento ed esterrefatto, soprattutto perché si vanno a toccare i bambini che non debbono essere toccati né con violenze fisiche né tantomeno con violenze psicologiche. Io mi auguro che la magistratura faccia al più presto e velocemente chiarezza, perché se queste accuse dovessero essere confermate è di una gravità inaudita.
La dipendente della CTV è stata aggredita a bordo di un tram, una condanna da parte dell'azienda dei trasporti. I lavoratori chiedono più tutele, più sicurezza. Qui siamo a Mestre. Ennesima aggressione a danno di una dipendente a CTV a bordo del tram. La donna stava controllando la regolarità dei titoli di viaggio dei passeggeri quando, all'altezza di via Olivi a Mestre, uno di loro, sprovvisto di biglietto, le si è scagliato contro. Immediata la segnalazione alla polizia locale, intervenuta poco dopo con una pattuglia che ha identificato il responsabile. La dipendente non ha riportato conseguenze fisiche e ha ripreso l'attività lavorativa in breve tempo. Ferma condanna dall'azienda di trasporto e dall'amministrazione comunale. Per, si legge, un atto di violenza ingiustificata, così come per qualsiasi altra forma di aggressione fisica o verbale perpetrata a danni degli operatori di trasporto pubblico che quotidianamente svolgono il proprio servizio nell'interesse della collettività. Un episodio che arriva all'indomani di momenti di panico vissuti a bordo dai passeggeri di un autobus della linea 7 in partenza da Piazzale Roma per Mirano, quando un 35enne è entrato con il capo sporco di sangue, un coltello e un cacciavite addosso, dopo aver avuto uno scontro con un 65enne nella zona di Calle Aponal a Venezia. I dipendenti del trasporto pubblico continuano a sollecitare maggiori tutele. I casi si stanno sempre più moltiplicando. Abbiamo appunto problemi sempre più frequenti e chiediamo che venga più presto applicato il protocollo firmato davanti al questore, al prefetto, e che dà sicurezza ai lavoratori, cioè dando a chi chiede in maniera volontaria la bodycam, e soprattutto che venga isolato il posto guida dell'autista per dare più sicurezza, visto che ci sono sempre più casi. Io non ho mai visto cose del genere effettivamente, sempre di più e il personale ha tanta paura di essere aggredito. Andiamo a Venezia adesso in diretta perché una 45enne è stata ferita da un'altra donna, a quanto pare. Sentiamo tutti i particolari da Edi Caliman, l'operatore Simone Merlo. A te, Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Ci troviamo nella zona del Sestriere Castello, qui a Venezia, dove sabato sera intorno alle 19:30, proprio in questo luogo dove noi ci troviamo e che vi sta facendo vedere Simone Merlo, una zona molto tranquilla, soprattutto per chi vive qui e chi frequenta la zona. È una zona anche di molti bar, quindi era orario sostanzialmente di aperitivo, una tranquillità che è stata squarciata da un urlo che proveniva da una donna che è stata coltellata ad una gamba, una 45enne che era una lite degenerata in una vera e propria aggressione con arma da un'altra coetanea. È una situazione che ci hanno detto alcuni testimoni che deriva dal degrado. Sono entrambe delle signore che sono conosciute nella zona per il loro uso di sostanze stupefacenti. La 45enne aggredita, vittima dell'accoltellamento, non era effettivamente molto in sé, hanno raccontato alcuni testimoni, perché non capiva dove si trovava, cosa fosse successo. Il coltello trovato proprio da alcuni passanti a poco distante da qui, gettato dal suo aggressore, un'altra donna più o meno tra i 40 e i 50 anni. Stanno indagando su questo fatto i finanzieri che sono raggiunti sul posto, un'attività che è stata difficile da monitorare fin dai suoi esordi. Ci hanno detto che qui era molto buio nonostante i lampioni che si trovano in zona. Proprio questo punto è uno dei più bui della via Garibaldi e del parco, e probabilmente è stato proprio scelto ad hoc per poter forse anche spacciare o saldare dei debiti. Questo è quello che ci viene riportato oggi dai residenti qui a Castello, e la Guardia di Finanza fa sapere che è la procura ora a decidere se l'indagine passerà in mano ai carabinieri o alla
polizia. Fatto sta che su questo inizialmente hanno cominciato ad indagare i finanzieri, che hanno trovato il coltello e restituito alle altre forze dell'ordine. La donna è stata ricoverata all'ospedale civile in codice giallo, aveva perso molto sangue ma non è in pericolo di vita. Questo da Venezia. Direttore, se non hai domande, a te la linea. Grazie alla nostra inviata Edi Kaliman e grazie anche a Simone Merlo, l'operatore. Vediamo, torniamo ai funerali di Jessica Strappazzollo, uccisa dal compagno 11 giorni fa. Commosso il saluto alla giovane mamma che non era riuscita a separarsi dal fidanzato violento. Al termine del rito funebre, l'appello della sorella. La questione non è il picchiare, ma finire come è finito mia sorella. Possono anche passare anni e anni e anni, ma comunque 90% è sempre così che si finisce. Uccise da un amore che non è amore. C'è il silenzio del dolore che neppure i cuori fucsia cuciti a mano con la J incollata, un rito brasiliano del saluto, riesce a lenire. Ad attendere Jessica Strappazzollo, uccisa da un amore che non è amore, ci sono la sorella Laisa, il papà Adair arrivato dal Brasile, mamma Rosemary, i fratelli, la sorella e uno dei 2 figli della donna. 33 anni, brasiliana, Jessica Strappazzollo è stata uccisa con 27 coltellate dal compagno Douglas Reis Pedroso, 44 anni, che ha confessato il delitto e adesso è in carcere. Una violenza cieca, l'ennesima sul corpo di Jessica, che non riusciva, nonostante varie denunce, a non tornare da lui. Che lui era cambiato, che non aveva paura, che riusciva a reggere la situazione. La retta fino all'ultimo, questo è sicuro, ma non era così che doveva finire. Ho fatto il possibile, non è servito. Cosa le ha detto l'ultima volta che l'ha sentita? Cosa continuava a dirle? Di andarsene via, di trovarsi un posto. La situazione è sempre la stessa, no? Non si trova, nessuno ha aiutato, nemmeno noi. Questo è il peso che ci portiamo sulle spalle, il non essere riusciti ad aiutare. Ci aveva provato la famiglia, anche i vicini di casa. Il paese di Castelnuovo del Garda piange questa giovane donna con una celebrazione funebre sobria, presieduta dal vicario generale della diocesi di Verona, Monsignor Osvaldo Checchini. La bara coperta di rose bianche, il pianto inconsolabile della mamma, del papà, degli amici e di chi ancora una volta, senza risposta, domanda perché. Con la forza di questa domanda e le lacrime trattenute, a tutte le donne Laisa Strappazzollo rivolge un messaggio. Scappate il prima possibile, primi segnali che vedete denunciate, non si può stare fermi a vedere e a sperare, alla fine è il nulla. Un giovane scomparso a Vidor, è stata trovata la sua macchina con le chiavi ancora inserite, lo si sta cercando. Il Gazzettino ha intervistato il sindaco di Vidor, sentiamo cosa ha detto. Sindaco, sono in corso le ricerche di un ragazzo che è scomparso dopo una festa. Ecco, dov'era la festa e cosa stanno facendo in questo momento i vigili del fuoco e tutti i soccorritori impegnati? Sì, l'ultima segnalazione, la festa era qui in abbazia di Vidor, una festa privata, e l'ultima ora più o meno verso le 3 l'hanno visto che era ancora qui in questo luogo, poi non l'hanno più visto, non l'hanno visto allontanarsi, però non hanno ben visto che direzione abbia preso. E poi questa mattina qui ha lasciato la macchina, ha lasciato anche, mi pare, i documenti, il telefonino, e quindi sono partite le ricerche subito, prima da quelli che avevano qui della festa, e poi ovviamente è stato attivato tutte le ricerche da parte dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della protezione civile. Ecco, dove si stanno concentrando le ricerche? Ma più verso l'alveo del Piave in pratica, ecco, perché probabilmente adesso ho visto che prima c'erano anche i cinofili qua, quindi valuteranno loro dove proseguire se trovano le tracce che ha lasciato questa persona, insomma.
E questo era il sindaco di Vidore intervistato dai colleghi del Gazzettino. Sulla prima pagina online c'è l'intervista e vediamo la questione dei cacciatori che si infiltrano nei centri abitati con i cani. Nei giorni scorsi sono stati avvistati a Monigo, vicinissimi alle case. Sentiamo lo sfogo di Marilena Rosada, che da anni si batte per la sicurezza della zona. Qualche anno fa ci hanno sparato sulla finestra, un'altra volta sulla finestra a casa mia. È ora di finirla. Sono tornati i cacciatori, un problema che il quartiere sperava di aver risolto una volta per tutte, e invece no, anzi, tra di loro stavolta c'era anche un bambino. La cosa gravissima, secondo noi, è che questo cacciatore aveva un bambino con sé. Allora io mi rivolgo a questa mamma o a questa nonna che ha lasciato questo bambino. Succedono continuamente incidenti, è veramente pericoloso. Noi non ne possiamo più, si è ferita anche la gattina di mia figlia. Nell'azienda agricola qua hanno ucciso tempo fa un gatto, il gatto delle bambine, galline. Ho un video dove un vicino qua, appunto domenica, era arrabbiatissimo, è veramente una roba allucinante perché rovinano gli orti. L'ultimo avvistamento risale a qualche giorno fa. I cacciatori si muovevano con i cani al seguito, lasciati liberi di scorazzare ovunque. Un pericolo anche per chi percorre quelle strade strette e piene di curve. I cani raggiungono le case e dopo senti questi cacciatori che li chiamano, ma i cani non rispondono ai loro richiami e vanno in giro dappertutto. Danni anche ai campi coltivati. La vicina, quando ha sentito che i cacciatori chiamavano i cani che erano nel suo giardino, è venuta fuori di corsa col cellulare per riprendere, e nel video si sentono le voci di un vicino che si lamenta, anzi molto molto arrabbiato, perché gli vanno sempre sull'orto e vanno a rovinargli tutte le colture. Nonostante le aree di caccia autorizzate, continuano a spingersi nei centri abitati. A casa mia io devo poter stare come voglio, a casa mia entra chi voglio io, va bene? Ecco, questo è. Devono cambiare le leggi. Notizie sulla nave veneziana che soccorre i migranti nelle acque del Mediterraneo centrale, cioè la Mediterranea, che è stata nuovamente fermata dalle autorità italiane per effetto del decreto del Ministro degli Interni. Ancora un fermo amministrativo colpisce la nave veneziana e veneta Mediterranea di Luca Casarini e Beppe Carcia, impegnata per l'organizzazione non governativa Mediterranea Servii Humas nel soccorso dei migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo centrale. Dopo l'ultimo salvataggio con lo sbarco di ben 92 persone, di cui 31 minori non accompagnati, avvenuto martedì sera al porto Empedocle di Agrigento, la nave Mediterranea è stata sottoposta a un nuovo fermo amministrativo per presunta violazione ancora del decreto Piantedosi, con l'accusa di non aver raggiunto senza ritardo il porto di sbarco assegnato, in questo caso quello di Livorno, che però, come sottolinea la ONG, era una destinazione che si trovava a quasi 1200 km di distanza e oltre 4 giorni di navigazione dal luogo del soccorso. Per questo è stato scelto un porto più vicino. La decisione dell'autorità, spiega Mediterranea, è avvenuta nonostante il medico di bordo e lo stesso centro internazionale medico, incaricato dalle autorità marittime, abbiano certificato che tutte le persone soccorse non erano in grado di affrontare altri 3 giorni di navigazione. Non si conoscono ancora la durata e la detenzione amministrativa negli entità della sanzione. Sulla vicenda è intervenuto su X il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ha rivendicato la misura spiegando le motivazioni, cioè quella di non aver consentito ai medici di visitare i migranti a bordo e di non aver rispettato il porto di sbarco assegnato, ma secondo gli attivisti di Mediterranea le ragioni sarebbero ben altre. Le Olimpiadi invernali 2026, svelati i primi dettagli della cerimonia di chiusura dei Giochi Milano-Cortina che si svolgerà all'Arena il prossimo 22 di febbraio. Restano le incognite sulle infrastrutture sportive, soprattutto quelle sportive. Sentiamo.
Sarà la prima vera Olimpiade dei territori, la più complessa e al contempo la più affascinante. Parola di Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, che all'Arena di Verona ha presentato la cerimonia conclusiva dei giochi in programma il prossimo 22 febbraio. Ma, ed è la domanda più ricorrente a 90 giorni dall'accensione della fiamma olimpica, è tutto pronto? Non c'è mai stata una volta che a 90, quanti giorni oggi? 2. A 92 giorni è tutto pronto. Chi gli risponde dice una bugia. Lo dico con molta franchezza. Sarà tutto pronto al momento opportuno, però ogni giorno molte delle cose che fanno parte del tutto pronto sono smarcate, e lo sapevamo. Quanto alle infrastrutture, al ministro Salvini il compito di riferire sulla legacy olimpica. In provincia di Belluno 2 varianti certamente concluse, quella di Taia e quella di Valle di Cadore, mentre per San Vito i tempi restano ancora incerti. La stragrande maggioranza delle infrastrutture saranno pronte, però anche su questo secondo me non ci si deve stupire, perché non conosco un'Olimpiade dove le infrastrutture che non erano diciamo indispensabili, indifferibili, erano tutte completate, perché quelle devono migliorare la vita dei cittadini e per carità, se ci sono diciamo, i complementi delle opere contemporaneamente alle Olimpiadi è un bene per tutti. In sintesi, come va, nessuno disconosce il valore delle opere, quindi è stato importante creare l'accelerazione per realizzarle. Sul fronte giudiziario c'è da registrare il ricorso alla consulta della GIP di Milano Patrizia Nobile sulla legittimità costituzionale del decreto del governo che ha azzoppato le inchieste della Procura sugli appalti, trasformando la Fondazione Milano Cortina in ente di diritto privato. Massimo rispetto, totale rispetto. Detto questo, insomma, questa è una storia che è cominciata, consentitemi di dire, molto prima della costituzione della stessa fondazione. I soci sono sempre e solo stati soci pubblici. Dal primo giorno c'era un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, i ricavi sono interamente ricavi privati, sono più o meno 25 anni, 30 anni che mi occupo dei grandi eventi sportivi. Non ce n'è mai stato uno oggettivamente dove non c'è stato comunque un intervento o finanziario o come stakeholder o come socio del pubblico. Così il presidente del CONI Malagò, l'altro ieri abbiamo sentito anche il sottosegretario Morelli e l'amministratore delegato di Simico Fabio Massimo Saldini, molto ottimisti e soddisfatti di quanto fatto finora. Andiamo invece adesso da Fabio Fioravanti, perché la CGIL su questo e su altro è molto critica. A te Fabio. Direttore, grazie per la linea. Siamo a Belluno, in Piazza dei Martiri, alle nostre spalle i simboli delle Olimpiadi del 2026 Milano Cortina, Olimpiadi invernali. Abbiamo raccontato l'altro giorno della soddisfazione da parte sia del commissario di governo Fabio Saldini che del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli per il rispetto del cronoprogramma, per le prospettive anche nel dopo le Olimpiadi con la pista da bob. E su tutto questo invece c'è qualcuno che ha opinioni diverse e differenti, e mi riferisco alla CGIL che ci spiega queste sue posizioni attraverso il segretario di Belluno, Denis Casanova. Tengo a precisare che non siamo contrari alle Olimpiadi e all'evento olimpico in sé per sé, siamo contrari a come è stata gestita tutta questa partita. Il CIO aveva individuato la soluzione Milano-Cortina perché doveva essere un'Olimpiade sostenibile dal punto di vista ambientale, economica, lasciare un'eredità sul territorio. Nessuna di queste buone intenzioni è stata portata a compimento. Il rifacimento della pista da bob ha fatto lievitare i costi a dismisura, peraltro hanno anche disboscato una foresta di larici per costruirla, quindi anche dal punto di vista ambientale non ci siamo. E la legacy non ci sarà, l'eredità non ci sarà, perché il villaggio usa e getta per le Olimpiadi verrà smontato e le casette sembra portate al mare, invece di utilizzare quei fondi per ristrutturare l'ex colonia di Borca, che avrebbe dato una risposta anche al problema casa che abbiamo parziale, che abbiamo sul territorio. Quindi il come sono state gestite queste Olimpiadi, e l'ultima ciliegina sulla torta è la questione della capinovia Apolonio-Socrepes, costruita in un territorio in cui una frana c'è ed è
effettiva, perché è comparsa una frattura nel terreno quest'estate quando hanno iniziato a lavorare. Nonostante questo si va avanti comunque. Poi insomma io sono curiosa di sapere chi darà il nulla osta per l'immunità di frana da parte della Regione Veneto, ma si va avanti comunque a prescindere. Allora è questo che dà fastidio, l'arroganza della politica per quello che sarà sicuramente un evento mondiale, sicuramente un evento che porterà pubblicità al territorio, ma sarà anche un evento che non darà nessun vantaggio ai pensionati, ai lavoratori e ai cittadini della provincia di Belluno, ma solo profitti per pochi. Diciamo prima di Morelli, parlando di questa pista da bob, ha detto una pista da bob innovativa, sarà la più bella del mondo, tutte le nazionali di tutto il mondo verranno ad allenarsi tutto l'anno perché sarà ghiacciabile anche d'estate, porterà turismo e soldi sul territorio. Io questo non lo so, so che insomma, i turisti normali con quei bob lì non possono scendere, quindi saranno tutte le nazionali del mondo e cosa saranno non lo so, 200 persone forse. Quello che so per certo invece è che il mantenimento della pista da bob si parla fra 1 milione e 1,5 milioni all'anno di soldi che dovrà dare, non si sa ancora bene chi, ma in ogni caso verranno tolti ai cittadini della regione, della provincia o del comune di Cortina, e questo non è un qualche cosa che in questo momento di difficoltà per le persone, soprattutto per quelle più fragili, possiamo permetterci. Detto che è corretto precisare e ricordare, se volete potete andare a vedere le dirette, i servizi su questa vicenda con quello che disse Saldini, sostenendo che non ci sono rischi per la frana vicino a Polonzo Crepes. Ringraziando il direttore, ringraziandoti che hai voluto questo intervento, anche perché noi diamo la parola a tutti, come è giusto che sia, ma a parte Rete Veneta e Antena 3 mi piace chiederle su queste vostre opinioni quanti vi è dato spazio? Pochi a quello che ho visto ultimamente. Abbiamo mandato un comunicato, ma sembra insomma che la critica a queste Olimpiadi non sia bene accetta da nessuno. Francamente non capisco perché. E allora noi, ripeto, ringrazio il direttore che ha voluto questo collegamento, grazie Luigi, noi invece diamo spazio a tutti come nello stile di queste emittenti. Da Belluno abbiamo terminato, linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanti e a Stefano Bozzi, è così insomma, noi sentiamo tutte le campane, non è che diamo voce soltanto a una parte e non agli altri. Vediamo una notizia pubblicata dal Corriere delle Alpi: a 120 giorni da Milano Cortina, terremoto nella Federazione Italiana Paralimpici. Tavian, il presidente, rischia il deferimento. La Procura federale contesta al presidente accuse di molestie e irregolarità amministrative. Il movimento paralimpico italiano scosso alla vigilia dei giochi, notizia pubblicata dal Corriere delle Alpi. Sono oltre 2,5 milioni di euro quelli che saranno investiti per realizzare il polo logistico di protezione civile della provincia di Treviso, con un ampliamento del magazzino oltre a 48 nuovi mezzi. Sentiamo. È arrivato guidando uno dei nuovi mezzi della protezione civile provinciale. Stefano Marcone ha deciso così di presentare il potenziamento del polo logistico per la gestione delle emergenze di Lancenigo. Un nuovo capannone che si affiancherà all'esistente e 48 nuove dotazioni tra rimorchi, motopompe e imbarcazioni. Protezione civile che coglie le opportunità, e qui l'opportunità arriva da un bando regionale per l'adeguamento della sede e abbiamo colto questa opportunità per dare poi anche una sede al settore viabilità della provincia di Treviso, quindi assieme al 1.712.000 euro stanziato dalla regione per dare una sede sismicamente a norma e più confacente alla protezione civile, la provincia ha messo 973.000 euro per realizzare assieme in un unico intervento anche la sede del settore viabilità. Un vero e proprio esercito la protezione civile della Marca, che qui trova mezzi e attrezzature di supporto.
95 associazioni, 3.000 volontari, mezzi a disposizione H24 nel momento in cui dovessero servire per ovviare le varie emergenze che ciclicamente si presentano. Alcune attrezzature sono veterane nel sostegno alle popolazioni in difficoltà, come questa cucina protagonista di innumerevoli pasti durante i giorni del terremoto in Abruzzo. Una scelta non casuale il potenziamento del magazzino provinciale della Protezione Civile. Con questa nuova logisticamente strategica, perché siamo prossimi all'entrata autostradale, siamo prossimi, insomma, la Marca Trevigiana, il polo di Treviso è al centro della provincia, quindi pronti a intervenire anche in tempi brevi laddove servisse. Andiamo in pubblicità, alcuni minuti, ma torniamo subito, state con noi, grazie. Nuovo in diretta con i nostri registi Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo. Si va verso le regionali e non mancano anche colpi bassi, frecciatine, punzecchiature per esempio come quella di Roberto Marcato, che ha risposto in maniera sottilmente polemica ad un video del presidente Zaia che ha lanciato per la sua campagna elettorale un video fatto con l'intelligenza artificiale dove si vede il presidente con un leoncino, e questa, diciamo, è la risposta di Bulldog Marcato. Sentiamo. Veri maroni veneti, non intelligenza artificiale. Veri maroni veneti, non intelligenza artificiale. E sempre per quanto riguarda la politica, non solo centrodestra e centrosinistra, le regionali, la sfida è anche tra le alternative che lottano per trovare consensi tra i delusi o tra gli indecisi. Su Antena 3 il confronto tra i candidati governatori Riccardo Szumski e Marco Rizzo. Ne vediamo una parte. Mi pare che la proposta loro sia più nazionale, voglio dire, una visione più alta. Noi abbiamo questa volontà, perché ce l'hanno chiesto i cittadini, di essere rappresentanza territoriale. Noi abbiamo una proposta, ripeto, che vede nel Veneto la possibilità di trasformare la palla di neve in slavina. Noi abbiamo una prospettiva nazionale e internazionale. Cioè, io se prendo il telefono c'ho il numero di Robert Fico, che è il premier slovacco, di Orban. Territorio o visione più ampia? L'obiettivo numero 1 è marcare le differenze. Necessario per due nomi che vogliono rappresentare l'alternativa centrodestra e centrosinistra, ma rischiano di pescare nello stesso elettorato. Rischio grosso quando il primo traguardo è superare lo sbarramento del 3% per chi non è in coalizione. Anche per questo nelle ultime settimane non sono mancate le scintille tra le due parti, con l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave che ha parlato della nascita improvvisa di una lista definita di disturbo, quella appunto di Rizzo. In prima edizione prevale il fair play, ma il botta e risposta è chiaro. Ma è comparsa all'ultimo minuto, diversamente a noi che abbiamo fatto un percorso un po' lungo, però c'è la libertà di fare, queste sono le regole, ne prendiamo atto, ognuno fa le scelte che ritiene opportune. Ma noi abbiamo presentato la lista in Liguria, un anno e mezzo fa l'abbiamo presentata nel Trentino, abbiamo preso il 2,5%, abbiamo battuto Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Calenda, Renzi. Così vicini nell'essere antisistema, così lontani nell'approccio. Uno vuol partire dal basso, sulla sicurezza invoca la Guardia Civile Veneta e suo malgrado o meno raccoglie molto elettorato Novax. L'altro mette insieme esperienze politiche tra le più diverse e anche estreme, dai comunisti delusi ai delusi della destra, come l'ex deputato Lega e AN Antonio Serena, che invocò la grazia per Pribke, mentre lo stesso Rizzo definisce Ursula von der Leyen un capò tedesco. Entrambi autonomisti gridano allo scandalo dell'autonomia promessa mai arrivata, vedono sanità e sicurezza al primo posto delle esigenze dei veneti, ma non mancano gli altri temi. Sull'economia una idea di moneta veneta. Noi abbiamo una proposta che ha diritto bancario vigente, è possibile per le regioni creare una moneta complementare, ovviamente solamente digitale, perché è un credito di imposta che vorremmo far girare all'interno del territorio perché queste transazioni rimangano all'interno e facilitano le attività soprattutto da parte delle imprese. Sull'ambiente il progetto di manutenzione del territorio affidato a una categoria specifica.
chi è che conosce meglio il territorio? L'agricoltore lo conosce, quindi vorremmo partire dall'agricoltura, dare questo grande piano di manutenzione del territorio regionale in mano agli agricoltori, e questa roba qua per gli agricoltori consentirebbe di avere nel nostro programma l'esenzione del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli. Il resto è per forza di cose sfida l'ultimo voto, e allora si tornano a marcare le differenze con i pro e i contro. Il nostro è un progetto territoriale, quindi riguarda quelle che sono le problematiche in campo che sono sentite principalmente dai cittadini. Certo, questo non esula da contesti più grandi, però ci sono delle peculiarità e delle caratteristiche di gestione che impattano quotidianamente con la vita dei cittadini. Uno può fare la politica e dice io mi occupo del mio territorio, ma quando non ti arrivano le risorse devi guardare oltre la collina. Charles de Gaulle diceva: prevedere significa comandare. Se io non so perché non mi arrivano le risorse, non capisco dove stanno i nemici che bloccano per il nostro paese, per il Veneto, per la mia città le risorse, faccio una battaglia giusta ma limitata. E anche a Focus, insomma, si va verso le elezioni con dibattiti piuttosto vivaci. Sentiamo una parte del dibattito dell'ultima puntata con Gennaro Marotta e gli altri ospiti. A sostenere alcuni nostri candidati giovani che comunque sono presenti in quella lista come indipendenti, non come azione, perché ha precisato e ha continuato a dire, questo l'ha detto già anche in qualche settimana fa, che Azione non partecipa a queste elezioni regionali. Tanto per essere chiari, cioè i candidati che ci sono nella lista che lei ha citato, che a me non viene neanche da citare, ma che comunque sono come indipendenti, non come Azione, come rappresentanza di Azione. Perché questo purtroppo constatiamo, e lo constato, continuo non solo io ma anche amici sempre di Azione a constatare che veniamo accomunati alla lista, a questa lista, e quindi un domani anche con questo andremo anche alle comunali di Venezia in questa situazione. Non esiste. Non c'è questa situazione. La regione, le elezioni regionali sono adesso, le comunali si vedranno e non sarà il singolo candidato che dice ma un domani replicheremo la cosa. Questo lo deciderà il partito, non lo decido io, ma lo deciderà il partito, e siccome il partito anche a Venezia ha preso e aveva preso una determinata direzione, che era quello quasi sicuramente, io dico quasi perché in politica non si sa mai, quasi sicuramente di non andare col centro-sinistra, anzi col sinistra-centro. Questo non comporta che un candidato o una candidata dica beh, va bene, l'abbiamo fatto in regione, allora adesso lo perpetuiamo. Noi lo diciamo agli amici del centro-sinistra e anche agli amici del centro-destra. Noi stiamo valutando e continueremo a valutare. Sicuramente io, per quanto mi riguarda, lei lo sa, l'ho già detto spesso, anche da una persona che comunque è stato in consiglio regionale, io non ho ritenuto di accettare una candidatura per stare con questa lista, perché nel centro-sinistra non mi ci ritrovo, ne ho viste troppe e sinceramente vedo tanta ipocrisia, vedo tante promesse, tante cose che vengono dette, però poi alla fine domandi ma i fatti quali sono? Io l'amico che ho visto che scusami, ho visto che giustamente ci mette non solo la faccia ma anche la voglia di cambiare tutto, però mi piacerebbe sapere cosa effettivamente si vorrebbe fare, perché molte volte si dice non funziona questo, non funziona quello, non funziona quest'altro, però dopo le soluzioni non ci sono, oppure sono soluzioni che sono solamente slogan, perché anch'io sono capace a fare un referendum. No, perché non ho bisogno di dirlo a Calenda, gliel'ho già detto, non si preoccupi, lei si preoccupa troppo di quello che dico io. No, per carità, ma sento una cosa giornalisticamente è interessante la cosa. Ma giornalisticamente può essere interessante e continua a essere interessante che io ho libertà di movimento, così come tra parentesi ha lasciato Calenda a tutti i suoi. Quindi vota per Stefani? Potrei votare anche per Stefani. Se io domani dico, ho parlato con Marotta
e mi ha dato l'idea che voterà per Stefani, certo, lei non mi querela. Ma non c'è problema, non dico di no. Ha il terrore delle querele però. Allora, questa sono gli sketch che vanno in onda a Focus. Qui c'era Alberto Gottardo con Gennaro Marotta, c'era anche Morena Martini e gli altri ospiti. Parleremo anche stasera ovviamente. Vediamo invece, torniamo ai problemi. Gli alloggi, pubblicato il bando per la vendita di 7 appartamenti, gli alloggi popolari. Siamo a Vicenza, all'asta va il primo blocco del piano di alienazione del Comune di Vicenza. Sentiamo di cosa si tratta. Emergenza abitativa da un lato e case popolari da sistemare dall'altro per dare risposta alla domanda crescente. Per questo il Comune ha deciso di mettere all'asta il primo blocco di alloggi di edilizia residenziale pubblica che rientrano nel piano di alienazione adottato l'anno scorso per un totale di 59 alloggi che l'amministrazione non ha più interesse a detenere per vari motivi. Perché sono vetusti, collocati in edifici che hanno bisogno di manutenzione o ristrutturazione o in cui Palazzo Trissino detiene meno del 50% della proprietà e che quindi verranno venduti per ottenere risorse finanziarie da destinare a nuovi investimenti. Un'operazione che potrebbe portare nelle casse di Palazzo Trissino almeno 705.000 euro che andrebbero così reinvestiti nella sistemazione di altri alloggi di edilizia popolare. Primi 7 appartamenti del Comune di Vicenza che sono iscritti nel piano di alienazione di 59 appartamenti di proprietà pubblica che il ricavato dell'asta verranno assolutamente messi a disposizione di altri appartamenti ERP, perché stiamo cercando in tutti i modi di recuperare maggiori risorse per ristrutturare tutti quegli appartamenti che oggi sono sfitti e che non possono essere messi a disposizione di chi sta cercando casa. Si tratta di mini, bicamere o tricamere. Chi fosse interessato all'acquisto dovrà presentare un'offerta in busta chiusa entro mercoledì 10 dicembre. Parallelamente procede anche il nuovo bando ERP in scadenza l'11 dicembre con domande che al momento avrebbero superato la soglia delle 1300. Attualmente è aperto il bando ERP 2025, le domande devono essere presentate entro l'11 di dicembre, un bando che vedrà una graduatoria definitiva in primavera dell'anno prossimo e fino allora continueremo a utilizzare la graduatoria attualmente in vigore che è relativa al bando ERP 23. Nel Trevigiano stop al servizio a chiamata della MOM, così ha deciso il Comune di Vittorio Veneto nelle scorse ore perché dice la sindaca non funziona, ma la pensa diversamente Giacomo Coladon che dice noi tiriamo avanti, vediamo. La sperimentazione del trasporto a chiamata secondo noi sul nostro territorio non ha avuto un buon effetto, nel senso che ci sono state molte criticità sollevate soprattutto dalla popolazione più anziana, quella che prende abitualmente i mezzi di trasporto durante la mattinata e nel pomeriggio. Da qui lo stop addirittura con un mese di anticipo al servizio a chiamata della MOM, iniziato a gennaio a titolo di sperimentazione e avviato d'accordo con la precedente amministrazione comunale. Anche perché noi avevamo chiesto che fosse un servizio complementare e non sostitutivo come è stato. Questo ha fatto sì che, ripeto, tante persone che erano abituate a prendere quotidianamente appunto l'autobus per arrivare anche in centro città e quindi avere una serie di servizi, avere una certa socialità, hanno rinunciato addirittura a prenderlo. Dal servizio a chiamata, dice poi Bagliana, erano escluse le frazioni più distanti come Fadalto, un problema per quello che è il comune più esteso della provincia, dove da dicembre torna tutto come prima. Dal comune arriva anche un'indicazione. Visto che c'è stato appunto sono stati acquistati nuovi mezzi, pulmini molto più piccoli, anche magari elettrici, e quindi questo secondo me è un obiettivo da continuare a perseguire, quello di far sì che non ci siano autobus grandi che girano senza persone all'interno. A fine anno sembra ormai scontato, analoga decisione dovrebbe essere presa anche nel capoluogo a Treviso, dove l'intenzione è comunque quella di arrivare alla scadenza del 31 dicembre. MOM però tira dritto. No, il fallimento no, anche perché se noi andiamo a vedere i numeri ci danno anche ragione in termini poi generali rispetto al servizio tradizionale. E comunque ovviamente gli enti affidanti hanno la
possibilità di decidere in questo modo. Il servizio ha bisogno di tempi più lunghi per radicarsi, la convinzione di Colladonna, che ammette l'esistenza di un divario generazionale. Se la nuova modalità non piace ai più anziani, sembra convincere i giovani. Anche per questo, chiuso con Vittorio Veneto e Treviso, si guarda ad altre realtà. A Villorba, terzo comune della sperimentazione, i numeri sono buoni. Castelfranco ce l'ha già chiesto e stiamo preparando il programma per Castelfranco. Siamo in contatto con il comune di Montebelluna, col sindaco, e la nostra intenzione è quella di andare avanti con questa tipologia di servizio che secondo me è innovativa e non va lasciata perdere. È polemica sulla chiusura della dorsale che da Pederobba porta a Cimagrappa, decisione della provincia che ha anche provveduto a levare alcuni tratti di guardrail e in diversi punti critici le reti paramassi. È un intervento in sicurezza in quota, ma è anche quello che potrebbe accadere a chi ha intenzione di arrivare in Cimagrappa partendo da Pederobba. Strada che da giovedì scorso è chiusa al transito non solo per veicoli a motore e mountain bike, ma anche per quanti vogliono fare una passeggiata sul Monte Pallone, il Pian della Bala o fare una ferrata sulle Meatte. Perché quegli ambiti, diversi ambiti, sono soggetti a ghiaccio, non occorre attendere la neve. Noi oltre a chiudere la strada, in molti punti dove ci sono i siti di valanghivi, dove ci sono le reti paramassi, queste reti vengono sganciate, vengono aperte per evitare che durante i periodi di forti nevicate la neve, il peso della neve sfondi queste reti e quindi crea un danno ancora maggiore. Voi levate sia reti che guardrail? In alcuni casi sì. Quindi non solo chi si avventura per questa strada rischia massi in testa, ma anche di uscire di carreggiata a causa ghiaccio e precipitare lungo i dirupi, soprattutto nella zona delle gallerie. Per la precisione, la dorsale rimane aperta da Pederobba fino al Monte Tomba e allo svincolo per Alano di Piave, mentre da Borso fino sostanzialmente a Malga Campocroce. Per chi vorrà salire fino al Sacrario sarà comunque possibile utilizzare strada Cadorna da Bassano, mentre di fatto rimangono tagliate fuori quasi tutte le abitazioni e le Maighe da Mietta all'Androsetta, che ha ottenuto una deroga ma solo per questo fine settimana. Un provvedimento che molti hanno iniziato a contestare, definendolo l'ennesima scelta fatta dalla provincia solo per lavarsi le mani burocraticamente sul fronte della sicurezza stradale. Era Ponzio Pilato che si lavava le mani, io mi chiamo Stefano Marcon. La sicurezza dei cittadini viene sempre prima di tutto e la prudenza insegna che aumenta la sicurezza. Vediamo tutti gli anni, non nel Grappa fortunatamente, ma vittime da slavine piuttosto che da frane, non serve andare a correre quei rischi lì. Aspettiamo che arrivi la stagione bella per poter andare a vivere il Grappa in bellezza e in serenità. Questo pomeriggio a Venezia ancora una protesta contro la nomina di Beatrice Venezia, direttrice musicale della Fenice. Andiamo in diretta da Eddie Kaliman. Ci ricolleghiamo da Venezia, direttore, per annunciare che oggi alle 15 comincerà il corteo appuntamento alla stazione Santa Lucia e l'arrivo è previsto in campo San Fantin davanti al Teatro La Fenice. La manifestazione indetta nuovamente dalle RSU, il titolo che si è voluto dare a questa manifestazione: un passo dopo l'altro la nostra voce. Infatti l'RSU del Teatro La Fenice di Venezia ha annunciato per oggi alle 15 la manifestazione cittadina cui parteciperanno anche i lavoratori dei teatri più importanti d'Italia. Li cito: la Fondazione Lirico-Sinfonica, le orchestre e i cori, i conservatori di realtà culturali provenienti dal Teatro alla Scala di Milano, il Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale di Bologna, dall'Arena di Verona e dal Teatro Verdi di Trieste, insieme anche a numerose altre realtà del mondo dello spettacolo e della cultura. L'iniziativa intende infatti richiamare l'attenzione pubblica e istituzionale sulla recente nomina di Beatrice Venezia, nuovo direttore musicale, avvenuta senza alcun confronto preventivo con il personale, nonostante, scrivono l'RSU, le rassicurazioni ricevute in precedenza dal sovrintendente, ed è proprio anche contro la sovrintendenza che gli operanti del teatro manifesteranno. Quindi dunque appuntamento alle 15, noi saremo lì con i nostri microfoni a seguire tutta la manifestazione. Direttore, da Venezia, a te la linea.
Grazie Eddie Kaliman. È una vicenda che ha del grottesco, perché pensate a queste centinaia di persone che protestano un giorno sì, un giorno no, contro un'unica persona, che è la direttrice Beatrice Venezi, che ha un curriculum di tutto rispetto, che ha diretto orchestre in mezzo mondo, è una musicista apprezzatissima in altri paesi. C'è la contestazione di tutti gli orchestrali, di una parte degli abbonati della Fenice, e francamente non si capisce perché non si possa metterla alla prova questa povera direttrice, che è bersagliata, fatta oggetto di ogni tipo di attacco, perché non sarebbe all'altezza. A leggere i suoi trascorsi musicali in tutto il mondo si direbbe il contrario. Si dice tra l'altro che questa appunto è una vicenda che non ha nulla a che fare con la musica, ma è una vicenda legata alle appartenenze politiche e partitiche. Andiamo in pubblicità dopo questa sconfortante vicenda, seguiremo comunque ovviamente la manifestazione di oggi e torniamo subito. Una delle conseguenze dell'invecchiamento inarrestabile della popolazione, intanto l'aumento dei funerali purtroppo, e poi la mancanza di organisti per le funzioni. Così in diversi casi si fa ricorso a volontari e a pensionati. Note per un estremo addio che in diverse parrocchie del nostro territorio rischiano di rimanere silenti. Il perché è molto semplice: mancano organisti. Un ruolo musicalmente impegnativo che pare non attragga più i giovani. E così a dare una risposta, soprattutto per i funerali, tornano utili i volontari autodidatti, come Antonio Zamberlan, oggi pensionato ma con esperienze di cooperazione e gestione bancaria decisamente lontane da una carriera organistica. Io sono uno strimpellatore nato da famiglia di musicisti, ma che per simpatia ho imparato un po' a suonare, e ho cominciato con l'animazione nelle celebrazioni, soprattutto nell'ultimo periodo nelle celebrazioni funebri, perché mancano gli organisti e quelli che sono disponibili è tutta gente che lavora, e quindi mi rendo disponibile per questo servizio. Insomma, ci sono sempre meno organisti nelle chiese. Sì, direi proprio di sì, tanto è vero che io faccio il servizio qui a Lancenigo, lo faccio a Fontane, qualche volta a Catena, e dove serve, insomma. Anche questo è un modo di fare volontariato, visto che Antonio non vuole nulla per suonare. Accompagnamenti all'estremo addio che pare però siano particolarmente sentiti dai parenti dei defunti, tant'è non mancano riconoscimenti economici che diventano periodicamente delle buste per un missionario laico trevigiano degli anni 70 in Ecuador. Era il tempo dell'operazione Mato Grosso e di una gioventù che esprimeva la sua ribellione al sistema investendo il proprio tempo nel sostegno agli ultimi in Amazzonia. Quello che ho capito in questi anni, soprattutto facendo l'esperienza in Ecuador, è quella che loro con pochissimo fanno un sacco di cose. Infatti Beppe Tonello dice: quello che tu dai qua noi lo moltiplichiamo per 10. 55 anni in Ecuador. Noi stiamo dando speranze ai giovani, specialmente generando posti di lavoro, quindi l'aiuto che dà Antonio, l'aiuto che danno altre persone serve a che i contadini possano comprare animali e a che possano coltivare meglio le loro terre, avere sementi, avere gli attrezzi che sono necessari per lavorare. Dire a uno che quello che tu doni va a buon fine, non solo perché i soldi si usano, ma perché le cose che si fanno lì si fanno bene, sono cose che dureranno, sono cose che nel campo della produzione, passando a un altro tipo di progetti, creano posti di lavoro specialmente per i giovani, è un far bene alla nostra società. Vedi il servizio di Lucio Zanato, vediamo
a 81 anni dalla morte nella Basilica del Santo a Padova, il ricordo di padre Placido Cortese, il direttore del Messaggero di Sant'Antonio, che è morto a Trieste nel 1944 dopo aver salvato civili, militari ed ebrei. Della sua morte non si conosce neppure la data esatta. Padre Placido Cortese, francescano, frate minore conventuale, era il direttore del Messaggero di Sant'Antonio e dopo l'armistizio del 1943 si prodigò nel soccorso agli internati del campo di concentramento di Chiesa Nuova e nell'organizzazione della fuga di ebrei civili e militari perseguitati dai nazifascisti. Rapito dai nazisti l'8 ottobre 1944, padre Placido morì dopo atroci torture nel bunker della Gestapo di piazza Oberdan a Trieste, senza mai rivelare il nome dei suoi compagni. La Basilica del Santo, che tanto amò, lo ha ricordato nel giorno della dedicazione della Basilica Lateranense a 81 anni dalla sua morte, con una solenne celebrazione presieduta dal cardinal Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi, che così ha ricordato padre Placido Cortese nella sua omelia. È una figura davvero luminosa, figura di cristiano, figura di religioso, che come Gesù amò il prossimo sino a dare la propria vita in un apostolato coraggioso di carità e di giustizia. Al termine della celebrazione il pellegrinaggio al confessionale, dove padre Placido Cortese incontrava file interminabili di persone, moltissimi giovani, accogliendo la loro vita con lo stile di chi ha lasciato trasformare la sua esistenza dall'amore di Dio e accoglie i fratelli con quello stesso amore. Del confessionale, in segreto, padre Placido, minuto ma fermo, coordinava la catena di salvezza con la collaborazione di molti giovani studenti e in particolari donne. Servizio di Chiara Gagliani. Gli ospiti di questa sera a Focus: Leopoldo Botero, Toni Costalunga, Paolo Galeano, Roberto Marcato, Fosca Moro, Emanuele Munari, Alberto Villanova e Andrea Zanoni. E Focus è diventato anche un libro che ho scritto, pubblicato dall'editore Piazza. Lo presenteremo mercoledì sera alle 20:30 a Meduna di Livenza, e poi ovviamente saremo in tanti altri comuni. Grazie per averci seguito fin qui con Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo in regia. Ci vediamo stasera alle 21:15. Buona giornata.